costato la vita alla 21enne di Preganziol, Vania Vettorazzo, mentre faceva Pilates. Sul corpo disposti accertamenti di tipo medico-sanitario, l'ipotesi dell'embolia polmonare, il dolore del fratello, nessuno ce la ridarà indietro. Sconcerto e cordoglio alla palestra Bambù di Dosson, che resterà chiusa il giorno dei funerali. Abbiamo subito allertato i soccorsi, dice il titolare, da poco rinnovato il certificato di idoneità sportiva della ragazza. Momenti di paura nella notte a Mogliano, madre, padre, 4 figli si sono sentiti male per le esalazioni di monossido provenienti da uno scaldino a brace, sottoposti al cafoncello alla terapia con ossigeno. Il sondaggio consegnato ai dipendenti da un'azienda della Castellana scatena le polemiche. Tra le domande: chi licenzieresti? Umiliante e divisivo per la CGIL, il titolare si difende. Il sindaco di Treviso Conte a Roma dal sottosegretario alla giustizia per discutere di sicurezza, in prefettura al vertice per delineare la strategia dopo le spaccate che hanno martoriato la città. Controlli a tappeto sui negozi etnici, intanto sequestrati in pieno centro 600 kg tra carne e pesce non tracciati, multa da 13.600 euro alla titolare. Fiamma olimpica nella Marca, in migliaia si sono riversati tra Asolo e Montebelluna per salutare la fiaccola, presenti i tedofori del 56, domani la tappa di Treviso, partenza dalla palestra del CONI, accensione del braciere alle 12.30 in Piazza dei Signori. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, che parte necessariamente dalla cronaca e dal grande sconcerto, il profondo cordoglio che ha destato la notizia della morte della 21enne di Preganziol, Vania Vettorazzo, dopo un malore in palestra a Dosson. Sono stati disposti sul corpo accertamenti di tipo medico-sanitario, rimane lo shock degli amici e soprattutto della famiglia, col fratello che ci ha detto nessuno ce la ridarà indietro. Abbiamo sentito, i medici hanno detto che può essere embolia polmonare dovuta alla pillola, però adesso fanno l'autopsia per capire meglio le dinamiche, insomma, e anche se personalmente l'esito è giusto per informazione, perché se in un modo o in un altro comunque il risultato siamo qua e basta. Non ve la restituisce? No, per niente, nessuno. C'è solo un dolore profondo dietro le parole di Matteo Vettorazzo, fratello di Vania, la 21enne morta a seguito di un malore accusato durante la lezione di Pilates alla palestra Bambù di Dosson, dove si trovava con la mamma Sara e dove prima gli istruttori, poi gli operatori del suo M118 che l'hanno portata al cafoncello hanno fatto di tutto per salvarla. Minuti di angoscia per l'intera famiglia che vive a Preganziol. Al pronto soccorso arrivano anche papà Francesco e lo stesso Matteo. Dopo 20 minuti che sono arrivato io, i medici ci hanno detto che hanno provato a rianimarla, tutte le pratiche, insomma, però il cuore non batteva più. Su richiesta dei genitori, l'ULSS 2 sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso. In gergo si tratta di un riscontro diagnostico che ha valenza tecnico-medica, non di un'autopsia strettamente intesa. Al momento, per l'appunto, potrebbe trattarsi di un'embolia polmonare, forse causata dall'assunzione della pillola, ma il condizionale è quanto mai d'obbligo. La pillola normalissima, oltre a quello stava in salute al 100%, aveva avuto una linea di febbre il giorno prima, ma proprio 37,5, niente di particolare. Resta una vita spezzata con il suo carico di progetti e aspettative. Vania lavorava al Bacaro, quinto, ma era soprattutto una studentessa brillante in statistica all'Università di Padova, dove le mancava un anno per conseguire la laurea. Sognava un futuro all'estero, Vania, lei sempre dinamica e aperta al mondo, ma attenta ai legami, quelli più importanti. Mia sorella, che mi stava sempre vicino, forse più lei a me che io a lei, addirittura. Infatti un po' rimpiango di questo, però mi è andata così. Una persona solare, sempre col sorriso, un po' come me, il mio equivalente, insomma. Per quanto per me possa essere quello che è, per i miei sarà sempre peggio, quindi so già che avrò un ruolo importantissimo adesso, più di prima.
E il giorno dopo sconcerto e profondo cordoglio anche alla palestra Bambù di Dosson, quella in cui è avvenuto il malore, resterà chiusa il giorno dei funerali, ci ha detto il titolare. Abbiamo subito allertato i soccorsi, ha raccontato, siamo sconvolti. La ragazza aveva tra l'altro da poco rinnovato il certificato di idoneità sportiva. Siamo scioccati, ecco, la cosa sì, perché ecco, speravamo che la tempestività del nostro staff, che a mio modo di vedere è stato prontissimo nel chiamare, fosse stata sufficiente per riuscire a salvare la vita delle ragazze. Quando fai di tutto per far sì che questo avvenga e poi succede quello che è successo, non ti dai una ragione, ecco. Il giorno dopo alla palestra Bambù di Dosson c'è un silenzio intriso di sconcerto e tanti interrogativi. Qui la giovane Vania Vettorazzo frequentava soprattutto i corsi di Pilates e spesso si allenava con mamma Sara. Proprio la madre è stata testimone diretta di parte di quegli attimi concitati e drammatici. Mamma era appunto presente insieme anche alle altre persone che partecipavano al corso. Vania comincia ad accusare il malore che poi si rivelerà fatale verso le 12:50 e questo pochi minuti dopo l'avvio della lezione. La ragazza lamentava una difficoltà a respirare e poi ha rimesso dell'acqua. In un primo momento pensavamo che fosse magari una congestione, cioè noi non essendo medici però abbiamo fatto delle supposizioni. È stata chiaramente messa in sicurezza anche perché tutto il personale è addestrato a situazioni di primo soccorso. In via Volta arrivano i sanitari, la ragazza resta vigile ma la situazione di fatto precipita durante il trasporto all'ospedale quando la notizia del decesso arriva al Bambù. Cala il gelo. Noi siamo 3 soci che gestiscono da 22 anni ormai le varie strutture, sì, classici infortuni, ginocchia piuttosto che spalle, caviglie eccetera, sì, ma una cosa così grave purtroppo mai, ecco. La 21enne aveva presentato regolare certificato di idoneità sportiva il 5 novembre scorso. Di lei in palestra restano la semplicità e il sorriso. L'idea nostra è, per rispetto della famiglia, chiudere la struttura per lutto. E tutti i soci della palestra saranno presenti al funerale, chiaramente anche gli istruttori che avranno voglia di essere vicino alla famiglia, per noi ci saremo sicuramente. Voltiamo pagina ma non ci spostiamo di molto, si sono vissuti momenti di paura nella notte a Mogliano Veneto in via Mascagni. 6 persone, madre, padre, 4 figli, si sono sentiti male a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto sono giunti i carabinieri, dagli accertamenti effettuati tutto sarebbe partito dal malfunzionamento di uno scaldino a brace trovato nel salotto di casa. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza l'abitazione e a ridurre i livelli di monossido presenti nell'aria. I 6 membri della famiglia sono stati trasportati in via precauzionale all'ospedale Cafoncello per essere sottoposti a terapia con ossigeno. Dopo le cure del caso tutti sono stati dimessi grazie all'intervento immediato dei soccorritori che hanno scongiurato in questo caso qualcosa di molto più grave. La casa di prostituzione scoperta dalla polizia in centro a Treviso. Intanto il pubblico ministero ha chiesto i domiciliari per i 2 indagati. Dopo la scoperta della casa d'appuntamenti nel cuore di Treviso, a 2 passi dalla chiesa di San Nicolò, proseguono le indagini della squadra mobile. Nelle scorse ore sono state ascoltate alcune delle 5 ragazze cinesi che nell'appartamento si intrattenevano con i clienti, impiegati, operai, ma anche imprenditori e professionisti. Anche questi ultimi saranno ascoltati dagli investigatori per ricostruire il quadro completo della vicenda. Gli agenti hanno identificato i 2 presunti gestori, una 64enne di San Donà di Piave e una 39enne cinese. I 2 sono indagati a piede libero per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Nei loro confronti il pubblico ministero ha chiesto gli arresti domiciliari. Spetterà però al giudice decidere la misura cautelare dopo che i 2 saranno stati ascoltati. L'interrogatorio preventivo sarà nelle prossime ore. L'attività nel cuore di Treviso non era passata inosservata tra i residenti insospettiti da quel continuo via vai di uomini che andava avanti dalla scorsa estate e dal campanello che suonava ad ogni ora del giorno e della notte. Nei giorni scorsi il blitz della polizia che ha portato alla luce la casa di prostituzione.
E sempre la polizia, le prese con controlli in bar e locali potenziati. Il questore Alessandra Simone, su proposta dei carabinieri, ha disposto per 7 giorni la sospensione della licenza di un pubblico esercizio di Crocetta del Montello, ritenuto un abituale ritrovo di soggetti pregiudicati e teatro di episodi di violenza. Nonostante un analogo provvedimento adottato lo scorso maggio, l'orario di chiusura anticipata alle 22 e i continui controlli dei militari dell'Arma, la situazione a quanto pare è rimasta immutata e a novembre nel bar era tra l'altro scoppiata un'accesa lite tra un gruppo di ragazzi stranieri, nel corso della quale uno di essi, dopo essere stato violentemente colpito con calci e pugni al viso e all'addome, è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso, e da qui il nuovo stop. E in città, a Treviso, in pieno centro, controlli a tappeto sui negozi etnici da parte dei carabinieri, sequestrati 600 kg tra carne e pesce non tracciati. Parliamo di un market in piazzetta Giustiniani. 600 kg tra carne e pesce sequestrati ad un locale etnico in pieno centro cittadino e poi naturalmente distrutti. È solo uno, ma il più eclatante, dei risultati dei controlli effettuati dai carabinieri insieme ai NAS nei giorni scorsi. Si tratta di un controllo che è stato fatto nella mattinata di ieri da parte della stazione dei Carabinieri di Treviso, unitamente al NAS e al nucleo ispettorato del lavoro, a una serie di locali etnici che sono qui nel centro. In caso di un market africano sono stati trovati 600 kg di carne e di pesce non tracciati. Per questo motivo il locale è stata sospesa l'attività, i 600 kg sono stati chiaramente sequestrati e sono state comminate le sanzioni amministrative al titolare del locale. Prodotti privi della filiera di tracciabilità, come prescrivono le norme europee e nazionali fin dal 2002, e che in questo caso non risultavano presenti in nessuno degli alimenti sequestrati. La 43enne nigeriana, titolare del locale, dovrà pagare anche 13.600 euro di sanzioni correlate e vedere le serrande abbassate del suo negozio fino a quando non sanerà la situazione. In questi casi, una volta che le prescrizioni vengono assolte, il locale potrà riaprire tranquillamente. Torneremo alla cronaca tra pochissimo, ma adesso andiamo in diretta per l'ennesimo arrivo della Fiamma Olimpica. Siamo a Padova, il centro affollatissimo. Per noi c'è Francesco Ratai lì sul posto che sta aspettando proprio a minuti, vero Francesco, l'arrivo dei tedofori. Una buona parte d'Italia. Sì, Lina, buonasera a te e a tutti i telespettatori. La fiamma è arrivata in Prato della Valle. Ringrazio Sando Ponchio che vi sta facendo vedere tutti i padovani con i telefoni in mano per accogliere l'arrivo del tedoforo. Vedete, c'è movimento, non so se si riesce a vedere dietro le persone, no, perché è un muro veramente fatto di telefoni, sono tutti in attesa per vedere il braciere che è qua sul palco vicino a me e vederlo acceso dopo i 5,7 km di percorso padovano, percorso che ha visto anche un momento di contestazione in Piazza dei Signori. Alcuni esponenti dei centri sociali hanno esposto dei manifesti, hanno sventolato delle bandiere criticando la gestione troppo economica di questa manifestazione, la manifestazione delle Olimpiadi. Ecco, ma sta arrivando, è sempre più vicina. Vedete le luci che illuminano le statue di Prato della Valle, stanno arrivando. Ecco, la musica si abbassa. Sono molti i bambini, le famiglie che hanno voluto essere qui per assistere al passaggio della fiamma olimpica e l'accensione del braciere che porta il fuoco, il sacro fuoco di Olimpia qui. Dovremmo esserci. Lina, è un momento di attesa, ma ci siamo quasi. Dall'Olimpia, per ogni edizione dell'Olimpiadi si accende. Eccola. La passione, il fuoco della passione. Ecco. Il rispetto
arrivano. E fuori, ecco, è tornato dai nostri schermi, il nostro schermo è qua. Eccola. Gli ultimi metri. Vedete, l'ultima tedofera è la professoressa Benini, che è la direttrice dell'hospice pediatrico, come vi avevamo annunciato nel precedente collegamento. Sta arrivando tra due ali di folla, eccola. Anche per i vostri telefoni. Franca è qua, è proprio qui, sopra il palco adesso. La potete vedere finalmente. Allora ci siamo, la rampa. Gli ultimi metri. Ecco gli ultimi metri prima di arrivare al bracciere. Un'altra pagina di storia. Franca si avvicina. Eccola qui. Da Olimpia ad Atene, a Roma, fino a Padova. Padova c'è, Padova. L'avete sentito l'urlo della piazza che ha accolto il Sacro Fuoco di Olimpia qua in Prato della Valle per la 45esima tappa del viaggio della fiamma olimpica. Lina, ti restituisco la linea. Grazie a Francesco Rattai. La festa continua naturalmente in Prato della Valle, l'avete visto, è sempre un'emozione. Abbiamo visto Verona domenica sera, abbiamo visto in questi giorni, questa mattina, l'entusiasmo di Bassano del Grappa, adesso Padova, poi torneremo alla fiamma olimpica perché c'è stato davvero un bagno di folla oggi tra Asolo e Montebelluna. Intanto noi dobbiamo tornare però alla cronaca e allora ripartiamo dagli arresti per una violenta resistenza ai carabinieri di due soggetti che hanno rubato un'auto ad Alano di Piave nel Bellunese e vengono fermati poi a Montebelluna nella vettura droga e armi e poi la loro reazione. Prima hanno tentato la fuga e poi hanno ingaggiato una colluttazione violenta con i carabinieri, spintoni e gomitate contro i militari dell'Arma che li hanno fermati in piazza Vienna a Montebelluna. In manette sono finiti due cittadini marocchini di 25 e 26 anni e residenti a Vedelago e Sette Ville nel Bellunese. I due sono stati intercettati a bordo di una Fiat Uno risultata oggetto di furto consumato la notte precedente ad Alano di Piave in provincia di Belluno ai danni di una donna del posto. I due, colti nella fragranza dei reati di resistenza pubblico ufficiale e concorso in recitazione, dovranno anche rispondere di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli uno dei due infatti è stato trovato in possesso di 2 coltelli, 2 involucri termosaldati di cocaina per un peso complessivo di 0,60 grammi e 450 euro in contanti. L'autovettura rubata è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. I due sono stati già messi in libertà in attesa di processo. È nato un vero e proprio caso dal sondaggio consegnato ai dipendenti di un'azienda della Castellana che ha scatenato davvero le polemiche. Fra le domande c'era quale criterio si dovrebbe scegliere per lasciare a casa dipendenti, lavoratori. L'ira dei sindacati è un attacco alla dignità, detto, del personale. La risposta dell'azienda: non siamo in crisi e lo scopo non era quello di licenziare o di mettere uno contro l'altro. Domande con risposte multiple. Non è un esame scolastico, ma un sondaggio consegnato ai dipendenti, una sessantina, della Blue Ergo, azienda specializzata in componenti elettrici. A scatenare le polemiche la domanda relativa ai criteri di scelta per procedere ad eventuali iniziative di licenziamento. Immediata la reazione dei sindacati. Questa pratica, che trasforma un momento di crisi e già drammatico in un gioco crudele, rileva il sindacato, è un attacco alla dignità dei lavoratori e una manipolazione inaccettabile della solidarietà che dovrebbe regnare tra i colleghi, tona Manuel Moretto, segretario generale della FIOM CGIL, in un comunicato. A fargli eco Sara Pasqualin, segretaria generale della CGIL. Siamo molto preoccupati che questa modalità poi succeda anche in altre aziende, perché fare delle domande ai lavoratori innanzitutto
si rischia veramente di creare delle difficoltà, nel senso che metti in difficoltà i lavoratori perché si mettono i lavoratori uno contro l'altro, e poi c'è il meccanismo anche che si subappalta quella che è gli obblighi dell'azienda, i diritti dei lavoratori, insomma andiamo veramente in un meccanismo molto malato e molto complicato anche poi da spiegare ai lavoratori e alle lavoratrici. Ma la risposta arriva direttamente dall'amministratore delegato dell'azienda Bruno Scapin. È stata estrapolata solo una parte, distorcendo il vero scopo del sondaggio. Lo scopo di quella domanda era una domanda che era assieme ad altre ed era legata non tanto a chiedere al dipendente chi vorresti licenziare, ma quale secondo il dipendente era il criterio, tra cui c'erano i volontari oppure nessun criterio, nessun licenziamento. Ma la questione, noi non siamo un'azienda in crisi, ma è una questione che stiamo pianificando, ovviamente avendo personale e avendo alcuni settori che sono in rallentamento, tra cui il mondo delle caldaie e il mondo del riscaldamento, e quindi in questo contesto stiamo preparando certe possibili soluzioni che, ripeto, non è quello di licenziare per il momento. Non abbiamo mai messo un dipendente contro l'altro, conclude l'amministratore delegato. Era un percorso per tutelarli. In queste ore intanto si sono svolti dei vertici in azienda con dipendenti e nelle prossime ore è previsto un altro incontro a livello sindacale. Sul piatto il fatidico questionario. Torniamo nel capoluogo adesso, mentre il sindaco Mario Conte era a Roma dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari per discutere di sicurezza, in prefettura si è tenuto questa mattina il vertice per delineare le strategie dopo le spaccate numerose, ne abbiamo dato conto, che hanno martoriato la città negli ultimi mesi. Alla fine del lungo vertice, quasi un'ora e mezza, tra il prefetto Angelo Sidoti, l'assessore alla città produttiva Rosanna Vettoretti, il presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno Mario Pozza e i rappresentanti delle associazioni di commercianti, le bocche restano quasi tutte cucite. La linea comune è infatti quella di non divulgare troppo alla stampa prima di fare effettivamente qualcosa per il territorio dopo l'incredibile raffica di spaccata ai locali cittadini. Si è ragionato su possibili soluzioni a questo problema. Adesso ci confronteremo nei prossimi giorni, insomma, ci sarà un tavolo nei prossimi giorni proprio per verificare quali possono essere gli strumenti da mettere in campo. Un tavolo quindi che rimanda ad un tavolo più operativo, ma nel quale sono state portate all'attenzione del prefetto, che si è reso disponibile all'ascolto, numerose idee sulle quali lavorare. Innanzitutto ringrazio il Presidente Pozza e il Prefetto in particolare, è stato un incontro molto produttivo, collaborativo e costruttivo con le associazioni di categoria come di solito succede, è un punto di partenza, ci ritroveremo a breve per lavorare in modo congiunto, per mettere in campo tutte quelle che sono le iniziative che poi serviranno appunto da deterrente. Sono emerse tantissime idee, tantissimi suggerimenti e sono quelli che poi, raccogliendoli tutti, li metteremo insieme per continuare appunto un lavoro congiunto. Nel pomeriggio invece c'è stato un sit-in del gruppo Caminantes che fa riferimento al centro sociale Django davanti alla sede di Aste 33 in strada vecchia di San Pelaio, colpevole a loro dire di appoggiare gli sfratti da parte del fondo olandese che detiene la proprietà degli appartamenti di via Pisa, da dove già la scorsa settimana sono state sfrattate persone che hanno sempre pagato regolarmente l'affitto. Il paradosso, ha detto la portavoce Gaia Righetto, è che alcune delle persone sfrattate stanno anche costruendo le case Ater di via Cisole, ma loro non ne hanno più una, oltre a non trovarle in affitto perché i prezzi in città sono alle stelle. Ci spostiamo, ma non di molto. Scade domani il bando che il Comune di Carbonera ha pubblicato per la manifestazione di interesse verso l'immobile denominato Colonia Agricola Vascono, oggi in uso per le attività sociali di Alternativa Ambiente, che dà attualmente lavoro a 350 persone. Alternativa è una realtà che dà lavoro a 350 persone, che opera sia sulla provincia di Treviso che su quella di Belluno,
e in 30 anni ha dato risposte a più di 2000 persone. Il bando che il Comune di Carbonera ha pubblicato per la concessione in affidamento del complesso di Colonia Agricola è in scadenza il 22 gennaio preoccupa ma non eccessivamente il presidente di Alternativa Ambiente. Un atto dovuto, dice, in applicazione delle procedure previste dal Codice degli Appalti e nel rispetto del vincolo storico che destina l'immobile a finalità sociali, e questo fin dal 1927, anno della prima cessione. Il Comune di Carbonera è e c'è sempre stato un ottimo rapporto di collaborazione, di confronto e di scambio di punti di vista, ma in maniera costruttiva. Quindi non ho dubbi che questo proseguirà anche per il futuro. All'interno del complesso, ristrutturato fin dal 1989 da Alternativa Ambiente, si sviluppa un progetto che spazia dalla bioagricoltura ai laboratori. I detenuti di Santabona fanno rivivere vecchie chitarre abbandonate, fra poco si faranno anche camperizzazioni per i van, mentre la panificazione e la pasticceria dolce e salata vende già in tutto il Triveneto. L'inserimento lavorativo, in collaborazione con l'ULSS 2 e i servizi sociali dell'ATS, restituisce dignità e autonomia anche a persone con disturbi che vanno dallo spettro autistico a disabilità di vario genere. I muri parlano da soli perché dimostrano una realtà viva che è in continuo movimento, in continua evoluzione, che non può fermarsi, perché noi alla fine svolgiamo un servizio pubblico per la comunità, per il territorio, ma innanzitutto per le persone, e questo è il nostro punto focale sul quale facciamo convergere tutte le nostre energie e tutte le nostre progettualità presenti e future. Una realtà anche oggetto di un film, Terra di Relazioni, realizzato dagli studenti dell'ICI Villorba Povegliano nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, con la supervisione del regista Marco Schiavon. Chi volesse manifestare l'interesse ad occuparsi del complesso dovrebbe oggi pagare 135.000 euro di canone annuo per 25 anni, svolgendo anche tutta la manutenzione degli immobili, compreso il laghetto, e riqualificando anche l'area attualmente utilizzata a parcheggio sul lato nord-est della proprietà. Giornata mondiale dell'abbraccio oggi col personaggio di Ornito Rianna che sabato 24 alla Loggia dei Cavalieri regalerà abbracci gratis alla città. Riducono lo stress, migliorano l'umore, rafforzano il sistema immunitario e i legami relazionali, fanno anche bene alla salute del cuore, non solo quello fisico. Sono gli abbracci, ne sarebbero necessari addirittura 12 al giorno, suggeriva la psicoterapeuta Virginia Satir. 4 per sopravvivere, 8 per mantenersi in salute, 12 per crescere. Rilasciando ossitocina, endorfina e serotonina potenziano anche l'autostima. Sabato 24 sarà Ornito Rianna, nata dalla creatività di Marianna Zanatta, agganciata dalla consigliera Claudia Tronchini, a dare il suo contributo alla salute del mondo, dalle 15 sotto la Loggia dei Cavalieri per celebrare la Giornata Internazionale dell'Abbraccio. Ma la cosa più bella che ha fatto questo ornitorinco inclusivo e giocoso è stata quella di accompagnare i piccoli studenti ad abbracciare i nonni nelle case di riposo attraverso un progetto partito oltre 1 anno e mezzo fa. Gli anziani, quando vedono i bambini, si dimenticano di tutti i mali che hanno. Oltretutto la cosa singolare, al di là di Ornito Rianna, è stato anche il fatto che i bambini hanno preparato dei disegni, hanno dato disegni ai nostri nonni e è iniziato un rapporto. Quello che mi ha colpito è che al Menegazzi un bambino del 25 aprile ha abbracciato tutti i nonni, il che vuol dire che aveva capito bene il significato di ciò che gli era stato spiegato, e non è scontato che un bambino piccolo abbracci tutti i nonni che non conosce. Coinvolte 8 scuole dell'infanzia e 400 bambini che hanno lavorato sulle 7 emozioni principali per imparare a conoscerle ed interpretarle. Questo percorso poi si è concretizzato in un incontro intergenerazionale con gli anziani delle case di riposo di Enea, che hanno avuto la visita dei bambini, il dono dei loro disegni, dei loro sorrisi, ma soprattutto la potenza dei loro abbracci. E oggi, che è la Giornata Internazionale dell'Abbraccio, è proprio su questo che fondiamo questo progetto, un gesto semplice ma dalla grande potenza.
Il tema dell'abbraccio in realtà è molto più serio. È chiaro che abbiamo un problema di relazioni sociali, sfocia in modo particolare sulla fascia dei più giovani e forse dobbiamo ripartire dalle buone abitudini, in casa, in famiglia, ma anche nelle relazioni amicali, scolastiche e di lavoro. E quindi ripartiamo dicendo forte che l'abbraccio ha un ruolo importante in prevenzione e in crescita sana. Trovare effettivamente un'amministrazione comunale che ti appoggia perché crede nel progetto e perché mette a disposizione delle risorse è fondamentale. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi perché tra poco andremo a vedere a Montebelluna il passaggio della Fiamma Olimpica. Bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Adesso andiamo dunque a Montebelluna, dove nel primo pomeriggio ha fatto il suo passaggio la Fiamma Olimpica. C'è un protocollo di sicurezza anche molto rigido. Ecco il passaggio, il momento storico, l'accensione. È una Montebelluna in festa, oltre ogni aspettativa, quella che accoglie la Fiamma Olimpica, diretta a Cortina e poi a Milano. Secondo la polizia locale, quasi 10.000 le persone che hanno voluto esserci. È una tappa fondamentale per la città che è capitale mondiale della calzatura sportiva, una delle città della provincia di Treviso con più associazioni sportive. È una tappa fondamentale perché l'ultima volta era il 56, sono passati 70 anni, abbiamo qui con noi un testimone che è il signor Franco Trinca, che è stato tedoforo nel 56 ed è qui con noi a celebrare un momento davvero magico. Io ho in mano la fiaccola olimpica delle Olimpiadi del 1956. Come mai ce l'hai in mano? Ce l'ho in mano perché l'ho portata dai pilastroni di Montebelluna fino in piazza Guarda per 1 chilometro. Avevo 18 anni, portava la fiaccola incaricato dalla squadra di calcio Montebelluna di cui facevo parte. Accanto a Franco Trinca, 88 anni, il coetaneo Piero Sfoggia, anche lui c'era e c'è stato più volte. Che ho partecipato a 3 Olimpiadi e 6 campionati del mondo. In qualità di? Tecnico degli scarponi. Ho cominciato ancora gli ultimi anni con Töni, Gross, poi sono stato 10 anni nel staff tecnico di Ingemar Stemmer. Storie e cimeli come quello esposto anche da Mario Frassetto del club locale del Panathlon. Questa è la bandiera originale dei tedofori del 56. Fiamma Olimpica che ha toccato pure Asolo in un tripudio di bandiere ed entusiasmo. Cresce quindi la febbre per i giochi di Milano Cortina, unite nuove e vecchie generazioni. Tutti insieme per dare un grande messaggio, perché il valore dello sport è importante e soprattutto grazie a queste Olimpiadi lo possiamo ribadire. Oggi come allora Francesca Pavan da Povegliano è una delle tedofore, storia familiare e collettiva si intrecciano. Io sono molto felice di essere qui anche in memoria di mio papà che ha portato la torcia nel 56. E adesso allora andiamo alle notizie dal Bellunese. Olimpiadi da guardare sotto tante sfaccettature. I sindacati CGIL, CISL e UIL chiedono di non farsi accecare dalle imminenti Olimpiadi ma guardare oltre per non perdere di vista i temi del lavoro e della crisi industriale. Sono pronti a scendere in piazza per fare il punto della situazione. Il lavoro, oltre ai giochi, manifestazione sindacale pensata alla crisi del manifatturiero, come per esempio la scomparsa del tessile dal tessuto economico bellunese. Bene forse le Olimpiadi, non senza riserve, ma occorre guardare avanti prima che sia troppo tardi. Le Olimpiadi sono una grande opportunità per il bellunese, sono una finestra sul mondo e sono un qualcosa da sfruttare. Però nel contempo noi abbiamo deciso che la prima manifestazione da fare come CGIL, CISL e UIL di Belluno fosse sulle crisi aziendali. Crisi come quella della Hydro di Feltre, davanti alla quale ci si riunirà sabato mattina per poi arrivare in corteo fino a Piazza Maggiore. Vorremmo un lavoro che rimane sul territorio, vorremmo un lavoro dignitoso, vorremmo un lavoro a tempo indeterminato, vorremmo meno precarietà, ma in questo momento qui vogliamo che ci sia
tutto il territorio, dalle istituzioni alle parti sociali, che si occupano di quello che sta succedendo in questo momento nel settore manifatturiero. Nel 2025 il saldo occupazionale è stato negativo, con crisi come anche quelle della Edim di Quero, 90 dipendenti, Ceramica Dolomite di Borgo Valbelluna, oltre 300 dipendenti, Innovatec 130 dipendenti e Dieb, entrambe di Longarone. Tutte situazioni che potrebbero precipitare, con il rischio di perdere un capitale imprenditoriale poi irrecuperabile. Attualmente c'è molta preoccupazione, però la nostra manifestazione vuole essere un segnale di speranza e soprattutto coinvolgere la cittadinanza per creare una nuova intesa, una nuova sintonia che renda il nostro territorio bellunese un territorio dove magari i giovani, le persone vogliono investire, vogliono venire a vivere perché si sta bene. Quindi un segnale di positività nonostante insomma le notizie non siano delle migliori. La cronaca giudiziaria, 2 patteggiamenti e un rinvio a giudizio per l'incidente sul lavoro di 2 anni fa all'Intersox in Alpago, in cui perse la vita il magazziniere Zelico Manarin. Il terribile incidente accadde il 18 dicembre 2023. Manarin rimase schiacciato da un carrello elevatore che, secondo la difesa, non era idoneo al movimento e al trasporto del carico, che avrebbe dovuto essere posizionato su di un pallet. La famiglia della vittima si è affidata al gruppo specializzato nella gestione infortuni sul lavoro GS di Belluno. La prima udienza sarà celebrata il 16 marzo al Tribunale appunto di Belluno. E la provincia di Belluno perde una figura di riferimento assoluto nel panorama della sartoria italiana e internazionale, perché la scorsa notte all'età di 93 anni è morto Luigi Fant, titolare della premiata sartoria Fant di Limana, conosciuto ben oltre i confini provinciali e nazionali per la sua carriera esemplare puntellata da premi e riconoscimenti prestigiosi. È stata opera di Luigi Fant l'abito da montagna confezionato per Papa Giovanni Paolo II, indossato dal pontefice durante un'escursione sulla Marmolada nel 79. Fant è stato anche figura storica di Confartigianato Belluno. Nel 2025 l'Associazione Bellunesi nel Mondo gli conferì il suo ambito premio e in quell'occasione Fant invitò i giovani a intraprendere la carriera di sarto. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Torniamo al tema olimpico in qualche modo, perché c'è stata un'esercitazione con uno scenario di maxi emergenza questa mattina al comando dei Vigili del Fuoco di Belluno. In campo Vigili del Fuoco e personale sanitario dell'ULSS Dolomiti e del SUEM 118. Pronto, è successo un incidente. Siamo alla caserma dei Vigili del Fuoco di Belluno. C'è stato un tamponamento. Istantanee da grande emergenza, con mezzi distrutti, feriti ovunque e sostanze pericolose coinvolte. È lo scenario realistico dell'esercitazione che nelle scorse ore si è svolta nell'area del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno. I tempi olimpici richiedono test diffusi e quello simulato ha riprodotto un grave incidente stradale. La collisione tra un autobus e un furgone adibito al trasporto di sostanze pericolose, con il successivo coinvolgimento di un'auto rimasta incastrata sotto il mezzo pesante, di un trattore stradale e di una seconda autovettura. I Vigili del Fuoco hanno operato per la messa in sicurezza dell'area, l'estricazione dei feriti e il supporto alle attività sanitarie, applicando anche le tecniche di primo soccorso sanitario. Vai con l'espander. In campo oltre 30 operatori del soccorso tra Vigili del Fuoco, SUEM 118 e personale dell'azienda ULSS 1 Dolomiti, affiancati da 26 figuranti della Croce Rossa Italiana, impiegati per simulare diverse tipologie di traumi. Ok. Fermo là, vieni dentro Ivo. Imponente il dispositivo sanitario, 7 ambulanze, l'automedica, l'elisoccorso e l'allestimento di un posto medico avanzato per il triage e la gestione dei feriti. Un autobus dei Vigili del Fuoco è stato utilizzato per l'ospedalizzazione dei codici meno gravi. Un'esercitazione conclusa con esito positivo che ha confermato l'alto livello di preparazione e l'importanza del lavoro di squadra nella gestione delle emergenze più complesse.
E sempre a Belluno nasce Rete Daphne, la seconda in Veneto per accogliere, sostenere e accompagnare le vittime di reato e rispondere in modo capillare ai loro bisogni. La firma del protocollo questa mattina nella sala consiglio di Palazzo Rosso. Una firma a più mani incalcia il protocollo che sancisce la nascita ufficiale di Rete Daphne Belluno, servizio pubblico e gratuito di supporto alle vittime di reato, un punto di riferimento che prende corpo e sostanza dalla collaborazione tra il Comune, il Tribunale, la Procura e le associazioni, con l'obiettivo di non lasciare sole le persone dopo un'esperienza traumatica. Un progetto importantissimo che dà veramente aiuto a chi ha subito dei reati di qualsiasi natura. Qua non abbiamo né distinzioni di genere ma neanche distinzioni di reato, vengono compresi tutti e per qualsiasi età. Rete Daphne Italia nasce a Torino nel 2008 e diventa soggetto giuridico nel 2015. 3 anni dopo la rete si diffonde in Piemonte, Toscana e Sardegna. In Veneto Daphne Belluno è la seconda realtà dopo Verona. Cosa fa la Rete Daphne attraverso i suoi servizi? Normalmente incontra le persone che hanno subito il reato nell'immediatezza del fatto, le accoglie, le ascolta, capisce insieme alla persona qual è il vulnus, qual è la vulnerabilità, di cosa la persona ha bisogno. E scatta immediatamente il sostegno fatto di informazioni ma anche di aiuto concreto, sia esso legale che psicologico, fornito dagli specialisti della rete. L'attenzione alla vittima, spiega la Presidente del Tribunale di Belluno, è una fase evoluta della giustizia. Un'evoluzione perché l'attenzione per la vittima è un interesse relativamente recente da parte della giustizia, anche dal punto di vista normativo, e però è sempre più importante perché le vittime spesso si trovano disorientate, non sanno cosa fare, non sanno perché sono sottoposte a un percorso che può essere doloroso, di ripetizione del dolore patito, e quindi oltre all'aiuto materiale nel presentare una denuncia, nel decidere se presentarla, è poi importante anche nel corso del processo avere consapevolezza di quello che è il ruolo della vittima, che deve un pochino tenere duro perché il processo è faticoso. Con Rete Daphne Belluno compie un passo avanti nella costruzione di una rete di protezione e di accompagnamento per chi subisce un reato, rafforzando il legame tra giustizia e comunità, colmando una lacuna dell'ordinamento. Mentre l'indagato e l'imputato hanno diritto comunque ad avere un difensore, quindi una persona esperta, un tecnico che gli spiega quali sono i loro diritti, le loro facoltà, la persona offesa invece si trova sfornita di questa possibilità, soprattutto quando si tratta di un soggetto vulnerabile o comunque che non ha le possibilità economiche di rivolgersi, di permettersi un difensore. Operativo uno sportello all'Urban Hub in piazzetta Zampieri a Belluno, un recapito telefonico 389 1456064 e un indirizzo mail belluno@retedafne.it. Volontariato e beneficenza. La San Vincenzo De Paoli di Belluno Feltre nel corso del 2025 ha sostenuto economicamente una quarantina di famiglie, distribuendo genere alimentare e intervenendo su bisogni primari quali casa, salute, istruzione, grazie a segnalazioni ricevute dai servizi sociali dei comuni. Gli interventi sono stati resi possibili grazie al contributo di Fondazione Cari Verona. 7.000 euro sono stati utilizzati per spese abitative, 2.500 per l'acquisto di generi alimentari, 3.000 per spese scolastiche e 2.500 per spese sanitarie. Era l'ultima notizia per questa edizione, a me non rimane che salutarvi, lasciarvi alle previsioni del tempo e augurarvi una buona serata. Arrivederci.